Non si può più sbagliare, oggi in questo palazzetto si devono cercare assolutamente 3 punti, perché poi i treni passano e se passano non si prende più il campionato e c'è bisogno di questi 3 punti per incominciare la salita verso la salvezza. Buongiorno a tutti e benvenuti dal palazzetto San Camillo d'Imperia per la quinta giornata del campionato di Serie B nazionale di calcio 5 Girone A, per la partita oggi tra il Blu Orange e il Isolotto Calcio 5 Firenze. Per il commento tecnico e un saluto il vicepresidente del Blu Orange, Luca Barbagallo. Buonasera Claudio e buonasera a tutti i telespettatori. Sì, questa sera abbiamo veramente una partita fondamentale per il Blu Orange. Da qui può iniziare il recupero, come dicevi, di tutta la stagione. Speriamo bene. Anche perché guardando la classifica il Blu Orange è ancora fermo a 0 punti con il Grosseto che oggi riposa, mentre il Firenze ha 1 punto e quindi vincendo oggi si andrebbe sia a scavalcare loro che tenere a distanza il Grosseto. Quindi una partita veramente, veramente fondamentale. Guardiamo gli allenatori che portano oggi in campo. Il Firenze porta con il numero 1 Cerezuela Dominguez Emanuel, con il numero 2 Folgareiter Cosimo, con il numero 3 Bearzi Andrea. Poi discuteremo e racconteremo un pochino qualcosa in più di questo fuoriclasse. Il numero 4 Usai Gabriele, il numero 5 Guerritore Andrea, il numero 6 Ceccherelli Cristiano, il numero 7 Bersacchi Ettore, il numero 8 Grisafi Mirko, il numero 9 De Lucia Antonio, il numero 10 Margutti Francesco, il numero 12 Renzi Jacopo e il numero 14 Pelegatti Dimitri, allenatore Bimbi Samuele. Il Blu Orange di Franco Basta e Gigi Migliore risponde con il numero 2 Milini Maurizio, il numero 3 Ausenda Fabio, il numero 4 Torres Simone vice capitano, il numero 6 Giustachini Simone, il numero 7 Trama Davide, il numero 8 Serva Enrico, il numero 10 Serva Pompeo che rientra dopo un lungo infortunio, il numero 11 Stassi Pietro, il numero 13 Bianco Luca, il numero 15 Maglio Nicola, il numero 17 Rositano Mario, il numero 21 Basta Alessandro, allenatore Basta Franco. È iniziata la partita con subito una scivolata importante in fase difensiva di Luca Bianco, ha battuto appunto il calcio d'inizio il Firenze. Allora Luca, oggi è una partita, come dicevamo, molto importante per lo sviluppo di questo campionato. Eh sì, lo dicevamo prima, qua bisogna prima muovere la classifica, dopodiché cominciare a pensare a tutto il resto che riguarda la salvezza del campionato. Abbiamo la possibilità di incontrare una squadra comunque alla portata dei nostri ragazzi. Abbiamo visto nelle partite che si sono svolte fino adesso che è mancata anche un po' di fortuna nella nostra compagine, magari si comincia a girare un pochino la svolta. Eh sì, anche perché raccontiamo la partita di settimana scorsa a Poggi Bonsi, che è una squadra prima in classifica. Attenzione, azione pericolosa, molto bravo Ausenda sulla chiusura in calcio d'angolo, era tu per tu con il portiere. Dicevamo a Poggi Bonsi che la squadra prima in classifica fino a 10 secondi alla fine si era sotto di 3-2, ha avuto una clamorosa palla gol per il pareggio il Blu Orange e poi sul ribaltamento di fronte proprio a pochi secondi dalla fine hanno chiuso la partita. Quindi si è andata a giocare a testa alta anche là e quindi manca proprio qualcosina, forse un po' di fortuna, come dici. Intanto traversa clamorosa del numero 14 Pelegatti, quella fortuna e quella determinazione che possono muovere la classifica. Sì, probabilmente manca anche un poco di quella cattiveria necessaria in questi casi per una squadra che si affaccia nuovamente sulla Serie B, che è una serie importante nella quale tutto diventa fondamentale, la concentrazione e tutto il resto. In più a volte la paura di vincere potrebbe creare qualche pensiero. Una punizione a nostro favore. Sul pallone Maurizio Melini con il capitano seguito Luca Bianco. Vediamo come la cercheranno di battere. Sulla destra Ausenda, sulla sinistra Enrico Serva, quindi abbiamo già dato praticamente il quintetto iniziale da parte del Blu Orange. Va a calciare Maurizio Melini sulla barriera, ricomincia da tranquillo Luca Bianco con l'azione. Eh sì, proprio quello che dicevi, quella è una questione forse anche un pochino di cattiveria per cercare di cambiare questo campionato che finora insomma ci vede un pochino penalizzati dal punto di vista dei risultati, perché la squadra finora ha fatto su, attenzione, parata molto molto importante del portiere di Rositano Mario, che è stato anche a Poggi Bonsi uno dei migliori in campo. Oggi manca anche Paolo Rovero, dopo la partita fondamentale, il tiro esterno della rete di Maurizio Melini sembrava gol. Sì, ha dato l'impressione del gol, infatti eravamo pronti a esplodere, poi siccome nessuno ha esultato ci siamo trattenuti anche noi.
Ricordiamo che il commento tecnico lo fa Luca Barbagallo, che cercherà di essere il più imparziale possibile, ma insomma, ci proveremo. Sono pur sempre il vicepresidente della società, per cui va bene il commento tecnico. Se mi scappa qualche interferenza, per carità, chiederò ai telespettatori di capirmi. Allora, palla a Luca Bianco che ha cercato il pallone in profondità, riparte comunque da dietro con una pressione leggermente alta da parte di Maurizio, che adesso va a rinchiudersi nella sua difesa contro appunto questa squadra di un punto che finora ha pareggiato in casa la penultima partita, però insomma ha degli elementi e poi andremo a raccontare. Attenzione alla superiorità, molto bravo Ausenda Fabio, che dà la profondità su Enrico Serva, che non riesce a chiudere. Allora, parliamo un attimo di questa squadra. Il numero 5 è Guerritore Andrea, poi gioca il capitano Bearzi Andrea, il numero 9 De Lucia Antonio e il numero 14 Pelegata Dimitri, che prima è andato appunto a concludere colpendo la traversa. E dicevamo un campionato quindi che da oggi si deve assolutamente cercare di svoltare. Sì, teniamo anche presente, Claudio, che finalmente torna in panchina uno degli elementi importanti di questa squadra e ancora non abbiamo avuto la possibilità di vedere tutta la compagine del Blue Orange schierata nel massimo. Parlo di Peo, che rientra finalmente almeno in panchina da un lunghissimo e fastidiosissimo infortunio, e poi dobbiamo vedere ancora una serie di assenti. Sì, ricordiamo anche il giocatore probabilmente più tecnico della squadra, Marco Anzalone, che è squalificato fino a fine anno, e appunto il Peo oggi rientra. Bisogna vedere se lo utilizzerà il mister e in che condizione fisica riuscirà a entrare. Attenzione, molto bravo ancora nella chiusura di Fabio Ausenda, anche se stava tornando a chiusura della porta, però insomma riesce a prendere anche il rimpallo e rimessa laterale a favore del Blue Orange. 0-0, una partita che anche questa sarà giocata un pochino sul filo di rasoio secondo me, ed visto appunto la parità, si può dire, visto che il campionato sembra veramente molto equilibrato, perché giocandosi sia la partita dalla prima in classifica con le ultime, praticamente bisognerà vedere proprio sul filo del rasoio quale sarà la squadra che riuscirà a averla meglio sull'altra. E ricordiamo che oggi comunque per tutte e due le squadre è una partita molto importante. Enrico Serva cerca lo spazio, lo dà in profondità al capitano Luca Bianco, che lo chiude in mezzo in un triangolo. Enrico Serva al volo va a concludere fuori. Bella azione. Sì, molto bella l'azione stretta con passaggi velocissimi, partito tutto da un'intuizione di Enrico Serva, che ha scartato secco il suo diretto avversario, dopodiché è andato a fare il triangolo ed è arrivato al tiro. Ricordiamo anche la terna arbitrale. L'arbitro numero 1 è Suellen Salvatore di Gallarate, il numero 2 è Ballario Simoni di Torino, mentre il cronometrista è Quarti Ettore della sezione di Imperia. Rimessa laterale a favore del Blue Orange. Maurizio Melini, che rientra dalla squalifica oggi contro il Castellamonte, che avevamo visto assieme, batte la rimessa e ricomincia da Fabio Ausenda, che cerca lo spazio, va a concludere. Attenzione, Melini riesce per un secondo a girarsi, ricomincia da Luca Bianco, che viene a concludere di piattone e il portiere riesce a distendersi. Comunque le azioni incominciano a vedersi, sia da una parte che dall'altra si riesce ad arrivare al tiro. Sì, buona l'idea di Luca, che ha provato coperta la difesa da parte di tutti gli uomini, ha provato a prendere alla sprovvista il portiere, che però è stato molto attento ed è stato preparato. Rimessa laterale per il Firenze, la rimessa Ausenda esce sulla chiusura, rimane anche molto in fase difensiva Enrico Serva. Vediamo, fanno giro palla molto ben chiusi, non riescono a trovare tanto gli spazi. Attenzione, buona la parata di Rositano sulla girata del giocatore. Calcio d'angolo ancora per il Fiesole, che va a battere con De Lucia. Attenzione, la conclusione ancora Rositano, molto bravo di piede, finora sta facendo delle importanti parate. Buon inizio partita di Rositano. Sì, ottimo inizio partita, non fa rimpiangere l'assente Paolo Rovere, che ricordiamo nella partita giocata in casa contro il Castellamonte era risultato poi il migliore in campo, con una serie di interventi che avevano tenuto a galla la speranza del Blue Orange fino alla fine della partita.
come dicevi, interventi da entrambe le parti. A un primo avviso così, nonostante il ritmo sembri un po' più lento rispetto alle ultime volte, comunque si sta vedendo già qualche bella giocata. Sì, inizio partita è normale, il ritmo un pochino più blando per cercare gli spazi, poi quando passare in vantaggio qualcuno delle due squadre chiaramente cambierà il ritmo nel cercare di recuperare la partita. Sempre giro palla, ecco Bearzi, il capitano del Firenze, un giocatore importante, racconteremo un pochino quella che è la sua carriera. È un classe 75, è nato alla Spezia, lui ha esordito nel Palmanova per poi arrivare nel 1996 nel Milano Calcio e gioca per 2 anni e vince sia lo scudetto nel 96 e poi nel 97 con la BNL Calcetto, e si è trasferito poi nel Prato a Calcio 5, dove è rimasto fino al termine della stagione 2003-2004, dove ha vinto anche lì 2 titoli nazionali, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe, e si è laureato capocannoniere nella stagione 98-99. Dopo l'esperienza appunto a Prato, è approdato in Spagna nel Saragozza, è tornato nell'Arzignano Calcio 5, dove ha rivinto il campionato nella stagione 2005-2006, e insomma una carriera molto importante, ricordando ecco che adesso il pallone va a puntare Melini, che è stato bravo a rimpallarlo e a ripartire. Ricordiamo che ha collezionato anche 63 presenze con 24 gol in nazionale maggiore, la prima in Italia Repubblica Ceca per un 6-1 del 21 giugno 2094, quindi un campione, veramente un giocatore di grande spessore. Eh sì Claudio, qui abbiamo veramente un giocatore con la G maiuscola, uno di quegli elementi che da sempre caratterizzano il calcio 5, un ottimo, oramai va bene 38enne, ma di sicuro con grande tecnica, capacità e soprattutto con quello che è la cosa fondamentale nel gioco anche del pallone, che è quello di dare l'esperienza ai propri compagni. Vediamo adesso un contropiede della squadra, grandissima parata, grandissima palata di Rositano, aveva trovato un po' impreparata la difesa del Blue Orange, il Firenze, palla dentro di Pellegatti, sulla conclusione bravissimo Rositano a chiudere lo specchio. C'è un cambio da parte del Blue Orange, esce proprio Rositano, entra Alessandro Basta e vanno a giocare con il portiere fuori, quindi cambia lo schema di gioco, è entrato anche Giustacchini, è entrato anche Simone Torre, è entrato Traman, praticamente sono stati cambiati 4 quinti di squadra da parte di mister Basta, e si va a giocare col portiere fuori cercando la superiorità numerica. Vediamo se darà i buoni frutti, quindi Alessandro Basta, essendo comunque anche un po' bravo come piede, anche se adesso batte in modo sbagliato la rimessa laterale, mister Basta cerca la superiorità numerica giocando col portiere in movimento. Sì, ti ricordi Claudio, è una tattica che abbiamo visto usare l'altra volta addirittura all'inizio della partita da parte del Castellamonte, è una tattica che ti aiuta ad avere superiorità numerica sul campo, e in questo caso c'è stato un errore un po' di, come dire, di inesperienza piuttosto che di fretta da parte di Alessandro, che comunque è uno dei più giovani giocatori della squadra, ma questo è un importantissimo modo per cercare di fare l'uomo in più in mezzo al campo. Ricordiamo che Alessandro infatti è del 1995 di nascita, quindi è uno dei giocatori, come dicevi, più giovani, e si cerca la superiorità numerica, però bisogna essere un po' più attenti. Bravissimo Trama nella chiusura in scivolata a non perdere questi palloni, perché sennò poi si entra in difficoltà e non si riesce a uscire. Comunque cambio totale della squadra da parte di mister Basta, vediamo se riesce a sorprendere gli avversari con questa tattica. Insomma, cambiare 5 elementi su 5, insomma, si entra da zero, e nel ritmo partita devi entrare subito. Qualche volta può essere producente, ma qualche volta può anche dare qualche difficoltà. Sì, ha tenuto dentro solo Luca e poi ha cambiato quasi la totalità dei giocatori, e adesso ripartono con la tattica dell'uomo fuori, del portiere fuori in gioco. Bisogna avere molta calma, molta tranquillità, far girare il pallone, cercare la superiorità numerica, ricominciare anche 1000 volte fino a quando si trova lo spazio, e cercare assolutamente di non perdere palla, perché se si perde palla il portiere è a centrocampo. Sì, la tattica è una tattica veramente aggressiva, e come ogni volta in questi casi qua è logico che la cosa che non bisogna sbagliare, bellissimo il tiro, la cosa che non bisogna sbagliare è la ripartenza da parte degli avversari, bisogna fermarli il prima possibile.
Vedremo come si schiereranno loro in fase difensiva. Vediamo che Bearzi rimane un pochino più alto, anzi in questo momento rimane De Lucia. Torre viene un pochino chiuso dal raddoppio degli avversari, si lotta e riescono a recuperare, però la squadra è chiusa con Bianco. Attenzione, riesce ad andare via, ma è stato molto bravo in uscita Alessandro Basta. Si riparte, Bianco. Vediamo se riesce a cercare la superiorità numerica. Ritorna a centrocampo Alessandro Basta. Vediamo che si aprono i giocatori. Laterale Alessandro Basta, Luca Bianco a fare l'ultimo con Giustacchini sulla destra. Vediamo un attimo come riusciranno a cercare questo spazio per andare al tiro e continuare a girare. Il pallone però viene calciato malamente da Luca Bianco, che perde quindi il possesso della palla. Si riparte con Bearzi e vediamo partita veramente molto tattica finora. Sì, molto tattica. Tra l'altro ecco, grandissima parata di nuovo di Alessandro, che si è ritrovata tu per tu con Bearzi, che si era smarcato in maniera incredibile ed era riuscito a tenere. Adesso abbiamo l'attacco da parte di Simone, è un fallo commesso da Trama. Fallo che ci sta, bisogna stare attenti in questi ricapovolgimenti. È già la seconda volta che si lascia entrare l'uomo molto facilmente in area e a trovarsi tu per tu col portiere. Finora sono stati molto bravi sia Alessandro Basta sia che Rositano a chiudere gli spazi, però bisogna stare veramente attenti a non perdere la concentrazione, perché insomma bisogna mantenere il risultato più possibile a favore, per cercare appunto di chiudere e di capovolgere la partita a nostro favore. Sì, bisogna stare veramente molto attenti, però a livello tattico abbiamo visto dalla nostra postazione, Claudio, come effettivamente giocare con questo sistema crea degli spazi. È logico che poi dal campo sfruttare questi spazi è molto più difficile che per noi guardarli, però questo è l'ideale della tipologia di tattica messa in campo in questo momento dal mister Basta, per cui gli spazi si creano. Se riusciamo a sfruttarli stando molto attenti a non farci fare contropiedi pericolosi, probabilmente riusciamo a... Forse un fallo? No, un intervento. Sì, ha preso palla netta. Beh, bisogna dire che in settimana ha lavorato molto mister Bassa su questo schema. È entrato ancora Maurizio Melini in questo momento, ha lavorato molto perché è vero, dai più possibilità dell'azione, più respiro per cercare di arrivare al tiro, e guardiamo come diventa più arroccata la squadra in questo momento. Rimane Bearzi un pochino più largo, gli altri più alto, gli altri tutti arroccati a cercare la chiusura, e questa ti dà la possibilità di comunque riuscire a arrivare a trovare piano piano, con calma, lo spazio per arrivare più facilmente al tiro. Ecco, però in questo momento se si perde palla c'è questo rischio. Sì, abbiamo avuto l'esatta dimostrazione del rischio che si può correre, cioè rallentare improvvisamente lo scambio della palla ti espone a qualunque tipo di tiro, di rimbalzo, di rilancio da parte dell'altra squadra. Molto bravo Simone Torre ancora nella chiusura, un giocatore che ha patito un pochino l'inizio del campionato, ma ultimamente sta rientrando sui suoi livelli. Attenzione, Giustacchini per Trama, cerca di fallo dal limite. Giustacchini poteva anche andare a concludere, ma aveva il pallone non sul suo piede, ha cercato poi di giocarla in mezzo e ha preso questo importante calcio di punizione. Maurizio Melini sul pallone chiede la distanza e quindi fischia l'arbitro. Importante opportunità. Sì, importante opportunità, e molto intelligentemente, non essendo sul suo piede, ha optato per fare prima il passaggio e dopo provare a dribblare il giocatore, riuscendosi a procurare questo calcio di punizione. Maurizio Melini alla conclusione viene rimpallata dal numero 14 Pelagatti, quindi rimessa laterale ancora in possesso palla del Blue Orange. Giustacchini e riparte da dietro e si ricomincia con la superiorità numerica. Vediamo a questo punto come si schierano loro. Rimangono un pochino più alti in questo momento i giocatori del Firenze. Attenzione, recupera, molto bravo Maurizio Melini a recuperare e a prendere questa rimessa, perché diventava una palla importante. Devono essere un pochino più veloci a smiltare il pallone, perché loro sono con la pressione leggermente più alta e riescono a dare fastidio a questa tattica. Hanno trovato già le contromisure? Ma probabilmente sì, si sono resi conto che, e lo vediamo anche noi, se si alzano improvvisamente riescono a essere abbastanza efficaci.
Questo di nuovo una parata incredibile, guarda, qui stiamo affrontando di nuovo la partita come l'altra volta. Il portiere tiene vivo la partita per parte per il Blue Orange. Dicevamo comunque che se riescono a trovare, come visto, un po' di recupero sulla pressione, allora la tattica messa in piedi da Mister Basta non serve più. Anche perché deve essere, il movimento della squadra deve essere un pochino più omogeneo e il pallone deve essere mosso molto più velocemente, perché se sei lento a muovere il pallone con la superiorità numerica loro riescono a chiudere e raddoppiare addirittura e dare l'opportunità di recupero, ricordando che il portiere è a metà campo, quindi devono essere molto più veloci nel smistare, nel fare il giro palla. Simone Torre va a cercare il compagno Giustacchini, cerca la palla a campanile per Simone Torre che viene chiusa, rimessa laterale a favore del Blue Orange. Partita comunque con buone emozioni, però sempre bloccata sullo 0-0, vuol dire che la posta in palio è veramente importante. Sì Claudio, la posta in palio è sicuramente importante, in più queste motivazioni tecniche che stiamo vedendo tengono veramente molto concentrati. Qui si tratta solo di sbloccare il risultato, come sempre in questi casi l'abbiamo vissuto migliaia di volte, se ti metti a segnare il primo gol, dopodiché la partita parte e si sblocca con una serie di segnature. Abbiamo visto ancora la palla sganciata sul portiere Basta, che dovrebbe essere, secondo me, secondo il parere, molto più veloce nel girare la palla, perché se perde questo tempo la difesa permette di chiudersi. Quindi in questo momento la tattica va bene, ma deve essere un pochino più veloce lui in fase di chiusura e in fase di passaggio a smistare il pallone, perché sennò la chiusura riescono a intercettarla. Riparte ancora Firenze, insomma una partita da giocare a scacchi. Sì, una partita di scacchi, però poi se andiamo a fare un po' il calcolo di quelle che sono le conclusioni e tutto il resto, adesso un fallo quasi inutile da parte del giocatore Simone Torre. Ti dicevo, bisogna stare attenti, perché tutta questa tattica però finora non ha prodotto ancora nessun tiro in porta. La porta dei nostri avversari è stata impegnata molto poco rispetto alla nostra. Sì, noi abbiamo avuto 3-4 interventi molto importanti sia da parte di Basta che da parte di Rosità e insomma loro hanno avuto in questo momento, se dovessimo andare a vedere i punti, hanno avuto più opportunità. 2 falli a testa in questo momento, ricordiamo che dal 6° fallo ci sarà il tiro libero, però insomma in questo momento si stanno mantenendo. Ecco che c'è ancora il cambio, rientra Rositano, quindi probabilmente ricambia il sistema di gioco, torna alla normalità la squadra di Mister Basta, visto che non ha trovato lo spazio che voleva. Qui forse c'era un intervento falloso su Trama. Attenzione però, Torre sul sinistro, va a concludere, il pallone esce di poco alla sinistra, buona conclusione di Simone sul suo piede, il pallone esce di poco, riparte, prima azione forse di una certa pericolosità. Sì, su una ripartenza, un loro errore nell'uscire dalla loro metacampo. Simone, conosciamo tutte le tecniche di Simone che sono veramente incredibili, però come vedi dall'altra parte del campo abbiamo avuto un'altra occasione per loro. Sentivo il commento tecnico del mister Migliore che diceva troppo spazio, ha ragione, in questo caso ha dato troppo spazio sulla chiusura, è arrivato un pochino in ritardo sulla chiusura del secondo palo, se no si sarebbe trovato appunto a fare il tap-in vincente. Bisogna stare un pochino più attenti, essere un pochino più grintoso sulla chiusura. Molto bravo Maurizio che va sul fondo e conclude, era l'unica cosa che poteva fare, non riusciva a mettere mezzo. È entrato in questo momento anche Stassi, sempre sullo 0-0, sempre partita a scacchi, però insomma si comincia a vedere qualche azione da gol, anche perché comincia ad averci un pochino di stanchezza. Sì, non solo, abbiamo acquisito mi pare un minimo di velocità in più e stiamo cercando di pressare, come adesso in questo caso. Abbiamo preso la palla di nuovo con Giustacchini, per cui siamo riusciti a stringerli un po' di più nel loro metacampo e probabilmente questo potrebbe avere l'effetto desiderato. Difficile la conclusione di Trama, l'ha provata, ha colpito un pochino con l'esterno, il pallone si è alzato. E sì, la pressione alta, stanno cercando di prenderli un pochino più alti. Ricordiamo che la pressione alta va fatta in modo omogeneo, cioè i giocatori si devono muovere tutti nello stesso senso per non dare. Ecco, attenzione alla difficoltà
e del Firenze ad uscire. La pressione va fatta in modo omogeneo proprio per non dare respiro al giocatore di uscire e dargli la possibilità di passaggio. In questo momento l'hanno fatta molto bene, e in questo momento un pochino in difficoltà il Firenze ad uscire. Avete visto tra l'altro dal punto di vista tecnico che il portiere ha dovuto accompagnare solamente la palla verso l'esterno, perché con un retropassaggio volontario da parte del suo giocatore non poteva prenderla con le mani. Adesso però una loro azione e il gol, no? È uscita, è fuori? Sì, esterno. Sì, ha dato ancora sembrava il gol il numero di Bearzi, però ha preso l'esterno della porta, per fortuna. Ricordiamo che Luca non è che ci vede tanto bene. No, scherzo. Però insomma ha dato comunque, sembrava gol. Però 0-0, ricomincia l'azione Maurizio Melini. Stassi ricomincia da capo, Giustacchini molto chiusi anche gli avversari. Attenzione Trama, questa azione ha avuto buon esito 2 volte col Castellamonte. Qua è stato molto bravo il difensore a chiudere e ripartire ancora. Possesso palla a favore del Blu Orange. Stassi sempre su Trama, hanno raddoppiato e viene a commettere un fallo che probabilmente poteva evitare Stassi. C'è il time out chiamato a favore del Firenze. Insomma, sono passati, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. 0-0, partita molto tirata, molto difficile da parte delle due squadre che non possono permettersi di perdere. Sì, l'allenatore della squadra ospite ha visto la propria squadra rinchiudersi un po' nell'area e non riuscire più a fare le trame che all'inizio l'avevano portata più volte al tiro, per cui ha chiesto il time out, che ricordiamo essere 1 per tempo per ogni squadra, in modo da poter riorganizzare sia il gioco che eventualmente le ultime tattiche da adottare in questi 5 minuti mancanti. Bisogna vedere se Mister Basta rischierà Peo Serva, proverà a fargli fare qualche minuto. Ricordiamo che è un giocatore veramente fondamentale per questa squadra, perché ha la capacità di saltare l'uomo, la capacità di concludere, è molto bravo sia in fase difensiva che in fase appunto di proposizione del gioco. Quindi bisogna vedere se Mister riuscirà e come lui si sente a livello fisico. Abbiamo visto il riscaldamento, l'ha fatto abbastanza bene. Sì, consideriamo che l'infortunio è stato lunghissimo, ma il ragazzo è un ragazzo veramente in gamba, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere anche tecnicamente sui campi, avendoci giocato sia tu che io insieme, per cui è veramente un asso e una risorsa fondamentale per la nostra squadra. È un leader, è uno dei leader della squadra, dello spogliatoio, come Luca Bianco, come altri giocatori molto fondamentali. Attenzione, Trama cerca ancora lo spazio per andare a concludere, viene raddoppiato da Bearzi, però molto bravo ad andarsene, cerca lo spazio sulla destra ma viene chiuso e in centro non c'è nessuno. Riparte il Firenze, l'isolotto Firenze con il numero 14 Pelagatti, che salta netto e mette in mezzo, per fortuna non c'è nessuno. Deve stare attento a farsi saltare così Stassi, perché dà la superiorità numerica e la possibilità agli altri di andare a concludere. Ricomincia Giustacchini proprio su Stassi ed ecco il capitano Luca Bianco. Finora sempre in golf in queste giornate di campionato, è lui che sta tenendo un pochino per mano, prendendo per mano questa squadra, anche se purtroppo i risultati non sono ancora arrivati. Sì, però svolge egregiamente il suo lavoro, sta veramente tenendo fede a quello che è l'incarico che gli ha dato Mister Basta, quello di spronare i propri giocatori. Abbiamo visto, Claudio, che in questi casi qua, quando le partite sono così bloccate, la capacità tecnica di un giocatore potrebbe fare veramente la differenza. L'abbiamo visto con il dribbling che hai commentato prima, qui bisogna stare veramente molto attenti. Eccoci la possibilità. Un buon destro, Trama, buon destro, si è girato, ha concluso, il pallone va esterno. Bisogna dire che è proprio bravo, come dici tu, la parte tecnica e soprattutto la concentrazione. Quando le partite sono così, rimangono così bloccate, ecco, attenzione il taglio, molto bravo Rositano. Però l'ha mollato un attimino Trama, deve stare un attimino più attento in fase difensiva. Stassi prende una buona rimessa laterale, bisogna rimanere più concentrati del solito. Non sapeva chi darla, butta via il pallone, riprende il possesso palla dal numero 5 guerritore Andrea, il Firenze. Bravo Luca, attenzione, qua può esserci la superiorità, la conclusione viene rimpalato a calcio d'angolo per il Blu Orange.
che non viene, viene fischiato dal primo arbitro, giustamente, giusto, buon arbitraggio finora. Sì, buon arbitraggio finora, è stata anche una partita abbastanza facile, non ci sono state interventi pesanti piuttosto che dubbi. La particolarità, abbiamo una signora che fa l'arbitro ed è la signora che ha richiamato l'attenzione dei giocatori sull'errore commesso dal portiere, quindi sul fatto di dover rimettere dal calcio d'angolo la palla in gioco. Ricordiamo la signora Suellenar Salvatore di Gallarate, primo arbitro oltretutto, quindi grande responsabilità. Si riparte ancora col Firenze con Pallagatti, buona la chiusura su Margutti. Ecco Luca Bianco, il capitano, che si incontra, attenzione con Trama che cerca la palla sulla destra, la spallata è forte, giusto il fallo, buona punizione. Questa pressione sta dando buoni frutti, non si sta più, almeno non si è tanto pericoloso in fase difensiva, però non si sta più patendo in fase difensiva. Sì, te l'ho detto, c'è stata proprio una modifica, quella di cui ti parlavo prima, del quale si è accorto anche il loro allenatore, che li ha costretti a stare di più nella loro metà campo. Da lì Luca ha fatto gol con Castellamonte, vediamo come la batterà oggi. Ha tirato basso, il pallone è passato sotto le gambe al difensore, attenzione, eccolo ancora! E l'ha detto! È sempre lui, il capitano Luca Bianco. 1-0, ha portato bene. Ha portato molto bene, ma mentre stavi commentando ti ho detto che vedevamo dalla nostra posizione che la barriera era messa maluccio e il portiere dietro la barriera si faceva quasi coprire. Sul secondo palo è stato quasi semplice, è sembrato quasi semplice il tiro di Luca, che è riuscito tranquillamente a infilarla nell'angolino basso. Bellissimo gol. L'ha calibrata molto bene, veramente ha visto questa difficoltà da parte della difesa di aver messo appunto la barriera, il portiere non copriva bene, e proprio quella è la sua posizione, la potremmo chiamare posizione bianco. Potremmo definirla posizione bianco, d'ora in avanti ogni volta che ci sarà una punizione da quella parte non avremo dubbi. Zona Luca Bianco, la chiameremo, già pesantissimo questo gol, veramente importante. Vediamo come cambierà gli equilibri della partita e come la squadra del Firenze cercherà adesso di essere più grintosa nel recupero. Gran tunnel subito da Stassi, però bravo in chiusura in secondo tempo. Insomma, la palla sempre al Firenze. Vediamo Luca che sorride, insomma, per lui una bella soddisfazione. Beh, di sicuro una bella soddisfazione in questo momento vedere la squadra in vantaggio in una partita che sta giocandosi in maniera aperta fra tutte e due le squadre. Abbiamo assistito anche a qualche veramente bel gesto tecnico e ultimo dei quali questo tunnel, che effettivamente è difficile da vedersi. Bearzi alla chiusura ma non trova la porta, time out chiamato da Mister Basta. Bearzi per il momento non sta incidendo particolarmente sulla partita. Sì, sembra quasi un po' contratto, non si sta esprimendo, non l'ho visto andare neanche al tiro, se non adesso in questa occasione aveva provato peraltro a piazzarla. Buon per noi, Sì, sicuramente meglio. Vediamo, chissà cosa dirà in questo momento Mister Basta. Cercherà di dare un equilibrio maggiore alla difesa, che in questo momento si trova in vantaggio e deve cercare di gestire la partita in modo migliore e sicuramente chiudersi, ma non arroccarsi, per dare la possibilità di essere messi sotto assedio dalla squadra delle Firenze. Come pensi che cambierà adesso a livello tattico la partita? Beh, guarda, tanto ci stiamo avviando alla fine del primo tempo. Secondo me il Firenze dovrà utilizzare delle tattiche diverse. Adesso vedremo se utilizzerà anche loro quella della superiorità del portiere, piuttosto che cambiare le modalità di gioco. Ti devo dire la verità, nonostante il buon inizio, negli ultimi 10 minuti sono veramente calati tantissimo. Sì, anche perché probabilmente con questo nuovo modulo di gioco che ha cambiato, con un pochino più di pressione sul portatore di palla, li ha messi in difficoltà. Ricordiamo che il portiere del Firenze, Cerezuela Dominguez, è spagnolo. Cercano probabilmente la pressione alta. Vediamo adesso come cercheranno di uscire. Guadagna la rimessa laterale su un fallo di mano involontario Enrico Serva, che è entrato in campo. Quindi Stassi in questo momento fa un pochino quello che dovrebbe essere il pivot, e rimessa laterale ancora a favore dei ragazzi delle Blue Orange di Mister Basta. Ecco Enrico Serva che cerca lo spazio, ma viene raddoppiato, però riesce a uscire molto bene con la solita forza fisica che ha. Luca Bianco cerca di saltare l'uomo ma viene fermato. Comunque
finché si fa sul possesso palla non si patisce in fase difensiva. Sì, questo è fondamentale, dobbiamo tenere la palla il più possibile per chiudere in vantaggio il primo tempo e per poi organizzare il secondo in modo da costringere loro a svolgere la più possibile l'attacco. 1 minuto e 30 alla fine partita, ricordiamo che il tempo è effettivo, quindi quando il pallone esce il cronometro viene fermato dall'arbitro Quarti della sezione di Imperia. Vedremo cosa cercherà di cambiare quindi il mister del Firenze. È rientrato Ausenda che vince 2 rimpalli, cerca la superiorità, dà la palla dentro per Enrico Serva che riesce a girarsi ma viene respinto il suo tiro e prende un calcio d'angolo importante. Peccato, poteva essere una buona opportunità, molto buona in fase difensiva l'azione di Fabietto Ausenda. Veramente incredibile l'uscita dalla fase difensiva di Ausenda e peraltro il passaggio smarcante no look, come viene detto nel basket, perché guardava dall'altra parte e l'ha data all'uomo che era libero, il quale poi al momento del tiro è stato contratto dalla difesa. Molto bravo nella chiusura, attenzione però è solo c'è un giocatore a terra, molto corretto Luca Bianco a buttare fuori il pallone. Ha preso il contatto con la palestra, gli ha fatto male, ha colpito il fianco, vediamo che sta respirando, non entra nei massaggiatori, quindi non è grave l'infortunio del giocatore numero 9 De Lucia Antonio. Ha preso un bel colpo, però sembra che cammini bene, dovrebbe recuperare, verrà restituito sicuramente il pallone al Blue Orange. Sì, infatti in questo momento viene restituito il pallone a testimonianza del fair play delle due squadre. Il terreno della palestra è duro, quando ci caschi sopra rischi di sentire un po' bloccato il tuo respiro. Abbiamo assistito in questo momento a un bellissimo intervento, la palla adesso sta ondeggiando da una parte all'altra e ci sono dei recuperi da parte nostra in difesa che sono veramente molto importanti. Ne abbiamo visto uno di Simone Torre. E Luca Bianco che si mette dietro per calmare la squadra, per mettere un attimino di tranquillità e far girare con calma il pallone. Simone Torre, Luca Bianco, vediamo che eccola, bellissimo il movimento di Enrico Serva che è venuto ha girato dietro l'avversario, è venuto a farsi vedere per dare la possibilità di passaggio facile da parte di Luca Bianco. Loro stanno facendo il pressing ma non lo fanno bene. Tutti a prendere un tè caldo, finisce il primo tempo al palazzetto di San Camillo di Imperia, Blue Orange 1, Isolotto Firenze 0. Ci vediamo per il secondo tempo. Inizia il secondo tempo tra il Blue Orange e l'Isolotto Firenze Calcio 5, valido per la quinta giornata di Serie B di Calcio 5 a livello nazionale Girone A. Ricordiamo il parziale: il primo tempo Blue Orange 1, Firenze 0, gol di Luca Bianco. Insomma, un buon primo tempo, molto tattico, con tante azioni all'inizio della prima parte della partita, un pochino a favore del Firenze, poi ha preso le misure Blue Orange, ha chiuso gli spazi e alla fine è passato in vantaggio. Esatto, lettura tecnica precisissima, anche perché effettivamente con qualche accorgimento, un po' di prove a giocare in pressing, il Blue Orange si è un po' preso confidenza con gli avversari e si è organizzato. Bisogna anche dire, insomma, la crescita non solo della squadra ma anche dal punto di vista tattico e tecnico di Mister Basta e aiutato da Gigi Migliore, che con questi schemi ne ha provati tutte. È partita in un modo, ha cambiato completamente giocando col portiere fuori, molto bravo Rositano sulla chiusura, e poi si è richiusa di nuovo, ha cambiato col modulo col pressing alto, insomma cambiando 3-4 volte ha cercato di portare per il momento la partita a suo favore. Sì, abbiamo assistito a una modifica in corsa di quelle che erano le opzioni. Adesso grande intervento in scivolata di Ausenda, che è particolarmente in forma in questo periodo. Oggi sta giocando veramente molto bene. Adesso non bisogna fare l'errore fatto nell'ultima partita in casa col Castellamonte di chiudersi, di aver la paura di vincere, di venire a questo famoso braccino e di chiudersi troppo e di lasciare il gioco a loro. Questo è un errore che la squadra di Mister Basta non deve permettersi, perché già all'inizio comunque abbiamo già avuto 2 o 3 azioni pericolose da parte del Firenze, che cercherà di cambiare passo in questo secondo tempo.
Sì Claudio, questo qui è il problema principale in questo momento, fino a questo punto del campionato, della nostra squadra. Prestazione importante, prestazione interessante, eppure sei in vantaggio e all'improvviso, come in questo caso, un poco di mancanza di concentrazione e perdi delle palle che si possono tramutare in chiare occasioni per gli avversari. Non serve concedergliele, ci pensano da soli. E non bisogna avere paura di perdere, non bisogna avere paura di perdere, non bisogna avere soprattutto paura di vincere, perché a questo punto questa sembra un pochino bloccarsi tutte le volte che la squadra va in vantaggio, avere queste difficoltà a mantenere il risultato. Deve essere attenta la squadra e motivare bene Mister Basta a non chiudersi troppo, come dicevamo, e a dare la possibilità loro di trovare gli spazi. Sono anche loro in fase di costruzione, ogni tanto leggermente in difficoltà, ben per noi, ben per la squadra. Vediamo che secondo tempo andremo ad assistere, sperando appunto di trovare la possibilità di divertirci, di dare tante azioni del gol, soprattutto per la nostra squadra. Assolutamente sì. Stiamo di nuovo riprendendo le misure probabilmente rispetto all'inizio dell'operazione. Ecco Ausenda che ha fatto di nuovo un intervento importante, ha portato via il giocatore, dopodiché è riuscito a chiudere perfettamente sulla ripartenza dell'altro giocatore. Bellissimo anche il fase di intervento da parte di Simone, che ha perso la scarpa nel frattempo. Sì, vediamo se calcia fuori il pallone. È bravo, giustamente Enrico fa rifiatare un attimino Simone, che è uscito per cambiarsi, per mettersi a posto, è entrato. Intanto Giustacchini molto correttamente restituiscono il pallone i giocatori del Firenze. Quindi in questo momento con Giustacchini, con Ausenda, con Enrico Serva e con Maurizio Melini, con Rositano in porta, il quintetto iniziale del secondo tempo, dopo il cambio di Simone Torre. Ecco la palla Bearzi, la pressione è alta in questo momento, fatta bene, anche se sull'ultimo non c'è nessuno. Ecco, infatti in questo momento esce un pochino Ausenda, c'è il giro palla, però in questo momento la squadra sembra ben chiusa, non dare spazi alla squadra avversaria. Buona la chiusura di Enrico Serva sulla parallela, appunto ha seguito bene e ha preso un colpo nell'occhio, ma non è fallo, giustamente era involontario. Il pallone ritorna in possesso del Firenze. Sì, scontro fortuito che non voluto dal giocatore, fastidiosissimo sicuramente. Ecco però una bella ripartenza, questa qui, ecco, forse su questo passaggio qua abbiamo da discutere. L'arbitro è andato diretto, abbiamo assistito peraltro a una cosa un po' strana: nel momento in cui prende il colpo il giocatore si rivolge all'arbitro al posto di inseguire la palla. Queste sono alcune leggerezze che non sempre fanno bene. Bisogna vedere se a livello proprio tecnico, se quando il pallone è passato il giocatore si è fermato per andare addosso a Enrico, o se lui gli è andato contro, perché lì non è che può sparire il giocatore, purtroppo, e quindi bisogna vedere appunto a livello. Qua è molto bravo Enrico ad uscire da questa situazione, però commette un'ingenuità e il fallo ci sta tutto, perché doveva farlo Fabio Ausenda, che rischierebbe anche secondo me la munizione, ma non viene ammonito. Però punizione giusta, ha fatto un recupero importante, poi ha perso un pallone un pochino in modo ingenuo e ha dato la possibilità di ripartire col 2 contro 1 da parte del Firenze, che ha rischiato appunto di rientrare in partita. È entrato Luca Bianco, è uscito proprio a rifiatare Enrico Serva. Punizione, c'è il campione Bearzi Andrea sul pallone, vediamo come andrà a concludere. La barriera è messa bene, tiro di collo pieno, viene fermato da Ausenda e poi sul rimpallo il tiro di Grisaffi che esce esterno. 1-0 sempre, si mantiene il risultato. Sì, si mantiene il risultato. Tra l'altro un'apertura incredibile adesso abbiamo appena visto da parte del portiere, che ha sbloccato direttamente il giocatore quasi in area. Sì, l'azione di prima abbiamo assistito dal punto di vista tecnico a un incredibile e bellissimo comportamento da parte degli arbitri. Dopo l'entrata di Ausenda gli arbitri hanno aspettato di vedere l'esito dell'azione, dopodiché quando hanno visto che il vantaggio non si era materializzato hanno fischiato il fallo. È importante in questo caso ed è segno di grossa maturità da parte degli arbitri, perché di solito in questi casi viene sempre fischiato il fallo prima che la palla prosegua il suo cammino.
Giusto. Abbiamo visto anche buona partita oggi, veramente, come dicevi tu, di Fabio Ausenda. Sta giocando veramente bene in fase difensiva, sempre concentrato. Abbiamo visto anche prima quando hai fatto il lancio il portiere, questa famosa uscita pressing, che è uno schema che viene chiamato spesso nel calcio a 5, perché permette con un movimento il lancio del portiere di uscire dalla pressione alta che viene svolta dal giocatore. Ancora, l'avete vista che l'ha chiamata il portiere numero 1, è un'uscita pressing, poi il lancio lungo in questo caso su Maurizio Mellini, mentre Luca Bianco saliva dall'altra parte e in questo caso non è riuscito a stoppare bene il pallone, perché sennò avrebbe potuto giocarla nel mezzo e dare la superiorità numerica. Riparte il Firenze, che in questo momento deve fare un pochino più la partita per cercare di recuperare lo svantaggio, però la buona chiusura da parte dei ragazzi di Mister Basta non danno spazio, e in questo momento si è un pochino ricompattata. Era partita un pochino più in sofferenza, ma in questo momento sta mantenendo bene le posizioni. Stesso tema del primo tempo, dove per una parte della partita c'è stato una forcing da parte del Firenze, dopodiché quando si sono prese le misure il Blue Orange è riuscito a recuperare sia campo che determinazione. In questo momento stiamo assistendo veramente a delle ottime giocate, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ci piacciamo. Golfo Scogliera stavi chiamando, che è il nome vecchio del Blue Orange, dove tu giocavi e facevi su tutti i campi della provincia il lunedì sera, quando giocavamo già anche comunque in Serie C, si cercava in tutti i modi di portare su questa squadra. Il sogno comunque è arrivato l'anno scorso con il double da parte della squadra di Mister Basta, con la vittoria sia del campionato che della Coppa Italia, chiudendo un ciclo importante nato proprio nel 2000. La società è stata fondata nel 2000, che ha portato proprio in pochi anni questa squadra a essere la prima squadra di tutta la regione Ligure. Sì, hai esattamente ragione, è stata il passaggio dal Golfo Scogliera in avanti, avventura iniziata nel 2000 e portata avanti fino a questo punto grazie agli interventi di Franco Basta, e purtroppo il pareggio. È proprio Bearzi, è stato un errore difensivo, non hanno incrociato bene, poi è stato lestissimo Bearzi a prendere il pallone, a scartare Rositano e a mettere il pallone in porta su questo 1-1. Insomma, peccato, si ricomincia. Un gol venuto in un momento in cui non si stava neanche soffrendo più di tanto, una piccola disattenzione ha permesso a loro, e anche un rimpallo, di vincere il pallone e avere la possibilità di pareggiare. Però attenzione, Simone Torre sulla destra, ricomincia da Luca Bianco, cerca di appunto impostare su Ausenda, ancora Torre, molto chiusi bene anche loro in questo momento, e ricomincia questa partita a scacchi che abbiamo visto nel primo tempo. Sì, il pareggio logicamente riapre tutti gli scenari che avevamo visto già nel primo tempo. A questo punto le squadre si riorganizzeranno per gestire le modalità di attacco. Un rimpallo sfortunato ci ha portato a perdere, tra virgolette. Eccolo lì, ottima giocata davanti all'area, e improvvisamente scatta il calcio di punizione per noi. Secondo fallo nel secondo tempo per il Firenze, buona l'azione di Maurizio Mellini, che ha preso il fallo, ha battuto anche un attimino l'anca, però vediamo la punizione. C'è Trama sul pallone, un pochino sulla destra Luca Bianco e Giustacchini ancora più a destra, 3 uomini in barriera e Maurizio Mellini a disturbare il portiere. Vediamo se troverà il buco, cercherà Trama, la conclusione diretta, molto buona, molto bene anche la parata di Dominguez. Si ricomincia ancora, c'è un cambio rimessa, probabilmente non ha battuto bene la rimessa col pallone in campo, non ho visto, da qua non riusciamo a vedere. Comunque cambio rimessa, peccato, perché bisogna stare attenti a queste ingenuità. Sì, queste qui sono le ingenuità che non sono permesse in questa categoria. Un'altra l'abbiamo appena assistito adesso, una scivolata dove non recuperi il pallone quando è clamorosamente tuo, ti mette in condizione di dover obbligare il portiere a fare un altro miracolo, e meno male che Rositano l'ha fatto, ma veramente con nessuna motivazione. Sul gol un merito speciale va al giocatore che l'ha segnato, perché con una freddezza incredibile data dall'esperienza, con la palla che gli rimbalzava davanti, è riuscito a trattenerla e a giocarla in maniera egregia, saltando anche il portiere, riponendola poi comodamente sul fondo della porta.
Eh sì, ricordiamo un attimo quali sono gli impegni della squadra. Settimana prossima si andrà, attenzione, è riuscito a calciare largo, siamo un pochino in difficoltà in questo momento, però c'è la palla di trama per Melini da solo che la rimette in mezzo, buona la chiusura di Bearzi, però erano stati presi un pochino in contropiede. Dicevo, settimana prossima Pistoia contro una squadra che attualmente ha 6 punti e questa classifica è veramente corta, bisogna cercare, basta vincere una partita secondo me per trovare la spinta giusta e per trovare lo stimolo per affrontare meglio il campionato e per muovere veramente questa classifica. In questo momento ci avevano preso in inferiorità numerica, se fosse riuscito a metterla in mezzo andavano 2 contro 0 contro il portiere. Bisogna stare attenti, c'è un po' di deconcentrazione da parte della squadra di Mister Basta che sta un pochino patendo in questo momento. Sì, stanno cambiando clamorosamente anche gli equilibri in campo, si sta giocando con molto meno schema rispetto a prima. In questo momento forse un time out per la nostra squadra per riuscire a riconsegnare un po' di ordine a tutto quello che sta succedendo potrebbe essere importante. Stiamo facendo un attacco incredibile, perfetto, Luca Bianco si è portato avanti il pallone e un paio di giocatori della squadra avversaria fino ad arrivare a calciare e poi rimpallato davanti alla porta. Molto bravo anche Usai nella chiusura, molto bravo Luca Bianco ad uscire. Sì, è vero, hai ragione, c'è un pochino di meno di tattica in questo momento, le squadre sono un pochino messe in campo, si sono, anche se si può dire a calcio a 5, un pochino allungate e si è trovato 2 o 3 volte in superiorità numerica. La voglia probabilmente di vincere da parte del Blue Orange ha cercato di cambiare questo modo di gioco, di essere un pochino più aggressivi, però se non si sta attenti si dà l'opportunità loro di riuscire, di trovarsi in superiorità numerica. Bisogna stare attenti, è una partita da giocare con la massima concentrazione fino all'ultimo. Ecco ancora un fallo clamoroso al limite di Luca Bianco. Veramente qui c'erano tutti gli estremi secondo me di una munizione che non è stata data. Vedi com'è diverso il metodo rispetto alla scorsa partita, quando i cartellini uscivano così dal niente, invece questa era una clamorosa azione da munizione. Sì, però l'altra volta uscivano troppo, a sto giro qua se dobbiamo essere onesti questo è un fallo da dietro in corsa lievemente volontario. Accidenti, abbiamo preso un gol incredibile. Ma non bisogna, come sempre, avere queste disattenzioni difensive. Non si può lasciare un giocatore come De Lucia completamente solo in aria. Questo ha tutto il tempo di girarsi e di concludere, perché così, in questo modo, con queste disattenzioni, dopo che hai fatto un buon primo tempo, dopo che passi in vantaggio e dai la sensazione di essere in pieno possesso della palla, non riesci a salvarti, punti non ne fai e retrocedi. Bisogna stare attenti, questo è un peccato mortale. Sì, qui è veramente un errore tattico. Schieramento sul laterale, palla lasciata in mezzo a chissà a chi e giocatore completamente solo, senza neanche il marcatore che dici va bene, se è sbagliato, ha fatto un errore. Qui era proprio da solo, un gioco da ragazzi per questi giocatori poi fare il gol nel momento in cui gli arriva una palla del genere. Adesso vediamo. Attenzione, va sul fondo Enrico Serva, viene rimpallato. Ti viene anche il rammarico, perché la squadra si fa vedere che ha le possibilità di giocarsi e di far bene, poi queste disattenzioni ti costano 2 gol e vai sotto e alla fine guardi la classifica, sono 0 punti, è tutto lì. Bisogna veramente crescere da questo punto di vista, ma secondo me che diventa da un punto di vista mentale, perché fisico non mi sembra che si stia andando 200 all'ora oggi, quindi non si sia in grande difficoltà, è solo una questione mentale, si molla a livello mentale e poi gli avversari sono più preparati probabilmente ricordiamo che anche Firenze comunque è una squadra neopromossa quest'anno e sono peccati che poi alla fine paghi col 0 in classifica. Sì, purtroppo sì, hai ragione, a sto punto diventa mentale la questione. Che parata, incredibile, bellissimo tiro da fuori, ma parato in maniera altrettanto bella dal portiere. L'ha vista alla fine Dominguez, il tiro di Stassi è stato molto bravo, alla conclusione di sinistro di Enrico Serva. Attenzione a Stassi che riesce a recuperare il pallone perché ha vinto il rimpallo.
Eh sì, bisogna cercare di cambiare forse anche qualcosina, informazioni, di dare un pochino più di esperienza. Bravissimo Trama e bravissimo in fase difensiva il giocatore del Firenze, che è riuscito a ribattere, e si riparte. Attenzione ancora Enrico Serva, riparte con Bearzi, la squadra del Firenze. Giustacchini va in intervento, la chiusura sempre di un buon Usai che in fase difensiva sta facendo una buona partita. Sì, peraltro si è fatto anche male con quest'ultimo rinvio. Ti direi uno stiramento, qualcosa del genere, perché non credo si siano toccati. Si è toccato la coscia dietro, forse probabilmente una contusione. No, si tiene la coscia. Probabilmente un colpo, qualcosa del genere. Comunque sì, stiamo pagando come al solito chissà cosa, un po' di mentalità, un po' di inesperienza, un po' di sfortuna di nuovo, però non riusciamo. Grandissimo pareggio, grandissimo! È il solito importante numero di un giocatore sempre più importante per questa squadra, Trama, che riesce a giurarsi anche con il Castellamonte, l'abbiamo visto, nel breve, e a concludere con potenza per un 2 pari importantissimo a questo punto. A questo punto, se io fossi Mister Basta, cercherei di mettere la squadra leggermente più competitiva in campo per dare maggiore esperienza. Guarda, stavamo dicendo le fasi difficili della partita, e poi di nuovo la classe di un singolo giocatore che fa un numero da circo all'interno dell'area riporta la partita di nuovo su binari positivi. Adesso però bisogna dimostrare di meritarsi questi binari positivi e di meritarsi anche il fatto di poter pareggiare senza esprimere totalmente un gioco convincente. Ci vuole più cattiveria agonistica da questo momento in poi per mantenere questo risultato. È un gol importante, già la seconda volta che Trama anche col Castellamonte aveva tirato fuori la squadra dalle difficoltà. Bisogna essere veramente attenti, veramente concentrati. Molto buono il movimento di Stassi in questo momento, la chiusura, peccato che è arrivato un secondo in ritardo. Buono Giustacchini, attenzione Rositano sul rimpallo, cerca di andare a concludere, a questo momento deve buttare via il pallone, e la rimessa è a favore del Firenze. Perdere palla lì sarebbe stato veramente preoccupante. Cosa c'è? C'è un richiamo da parte dell'arbitro al portiere Rositano che gli dice di calmarsi. Effettivamente richiamo dovuto, perché nel momento in cui ha portato fuori il pallone, facendo un gesto atletico anche importante, nel senso di riuscire a trattenere il calcio e il gioco fino a che non fosse riorganizzata la squadra, si è portato via il pallone materialmente. Ci stavano gli estremi della munizione, ma di nuovo la lungimiranza dell'arbitro ha permesso di evitare il cartellino giallo, ma di sicuro abbiamo un preavviso. Grandissima palla di Pelagatti e grandissima conclusione al volo di Bearzi di esterno, che esce di un pelo. Molto bravo anche questo Pelagatti, Sono veramente molto bravi tutti e due. La coppia tra virgolette di attacco della squadra è incredibile per quanto riesce a sviluppare. Sono molto tecnici e stanno facendo veramente un po' di difficoltà alla nostra difesa. Tensione in campo che si taglia col coltello in questo momento. Bisogna cercare in tutti i modi di mantenere questo risultato, e se si riesce anche di vincere. Però una partita veramente che verrà giocata fino alla fine, proprio una partita a scacchi in pieno di coinvolgimento di fronte. Bravo Giustacchini, ma erano ancora una volta in superiorità numerica in fase di ripartenza. Se avesse messo il pallone in mezzo andava con face to face contro il portiere. Sì, per fortuna ci sono grossi capovolgimenti, è forse la fase più delicata in questo momento della partita. Qui, come dicevamo prima, saltato tutto, schemi, tutto quanto. Qui si gioca veramente sull'individuale. Può darsi che su questo modo qua ce la possiamo dire anche la nostra. Sì, c'è anche un po' di confusione in campo in questo momento, tanti errori ancora il Firenze con De Lucia, la ripartenza di Trama che riesce ad andare via l'uomo, riesce e va a concludere invece di giocarla probabilmente su Serva, che era solo. Attenzione a Bearzi, riesce a chiudere su un grande parata di Rositano. Probabilmente c'era un brutto fallo, vediamo se lo verrà conteggiato alla fine da parte di Serva, però riparte Giustacchini, Trama ancora, viene chiuso, però grande lotta fisica.
molto bravo in chiusura questo Pelagatti, veramente un ottimo giocatore. Viene conteggiato giustamente il fallo contro il Blue Orange per l'entrata un po' killer, diciamolo, di Enrico Servi. Sì, è entrata un po' killer, ma che con il risultato che ha prodotto onestamente meno male che l'ha fatta. Di nuovo l'esperienza degli arbitri che lasciano giocare e lasciano andare avanti tutta la partita, e al momento opportuno, con la palla lontana e ferma, comminano la multa, in questo caso il fallo segnato. Perde il possesso palla Enrico Serva sulla pressione del giocatore Grisaffi, quindi palla ancora Firenze, si gira e riesce a concludere Margutti per il 3-2. Riesce a girarsi solo in area, niente contrasto, è riuscito a fare un bel numero e a concludere per il vantaggio. Purtroppo qualcosa diamo sempre queste grosse opportunità all'avversario di riportarsi in vantaggio e poi diventa difficile sempre pareggiare. Sì, tra l'altro di nuovo sul fallo laterale tutti fermi, per cui non c'è stato il movimento che serviva per riprendersi il vantaggio. Ecco, l'arbitro sta veramente facendo bene il suo mestiere, perché lascia la possibilità di concretizzare il vantaggio. Quando non si concretizza fischia sempre. Anche questo fallo giustissimo. Adesso poi ti chiederemo secondo il tuo parere chi sono i migliori in campo. Mi sembra che questo Pelagatti, questo 14 da parte dell'Isolotto Firenze, finora stia facendo anche in questo momento la differenza. Vediamo, va a concludere su Bearzi che trova lo spazio, grandissima parata di Rositano, ma ancora bravo Bearzi a trovarsi lo spazio e andare a calciare indisturbato. Miracolo veramente questo di Rositano. Sì, e come al solito in questi casi qua è il portiere quello che ci serve per mantenere diciamo il sangue freddo nell'attesa di poter fare il colpo vincente. Stavo dicendo prima, poi abbiamo rischiato un altro. Il gol è di nuovo un blocco totale di quello che può essere uno schema difensivo. Non siamo riusciti a svolgere attentamente quello che era il compito che ogni uomo aveva da assolvere. Poi un po' di fortuna e si passa in svantaggio. Superiorità numerica, attenzione Stassi in mezzo, palla incredibile sbagliata da Giustacchini, la palla del pareggio, bravissimo, bella azione questa del Blue Orange. Bisogna dire che in questo momento stiamo regalando però giocatori come Luca Bianco, come Simone Torre, come Fabio Ausenda, e la squadra insomma secondo me andrebbe rivista. Io continuo a dirlo, ci vuole esperienza, adesso sembra che si stia togliendo la casacca Luca Bianco, però c'è bisogno secondo me in questo momento di recuperare. Doveva fare, secondo me, se si può fare una critica al mister ogni tanto, qualche cambio prima. Sì, qualche cambio prima, e io rimango dell'idea che il time out è una ricchezza che ogni allenatore ha all'interno del proprio tempo. Ecco, questo è un fallo brutto e non è stato richiesto, non sono stati fatti né i cambi né è stato richiesto il time out. Il time out, ricordiamolo, non serve per far rifiatare i giocatori, ma serve all'allenatore per bloccare una situazione che in quel momento pare abbastanza positiva oppure bloccata e fornire nuove modalità per ritornare in campo. Una ricchezza incredibile, non la sfruttiamo quasi mai. Battuta la palla di Maurizio Melini, Simone Torre, Luca Bianco, quindi ha fatto due cambi in questo momento. Mister Bense, come ci avesse ascoltato, ha messo in campo Torre e Bianco. Ancora molto bravo la chiusura di Pelagatti, veramente è un giocatore universale sia in fase difensiva che in fase di costruzione. Asciuga il campo Simone Torre. Intanto ricordiamo che in questo momento il cronometro è fermo perché si gioca con il tempo effettivo. Luca Bianco sbaglia il tocco per Simone, bisogna cercare di recuperare la partita, il tempo passa e loro vanno con calma a battere questa rimessa con Guerritore. Bisogna cercare di recuperare questa partita in tutti i modi, perché veramente, come dicevamo prima, questi treni non passano tanto spesso. Sì, c'è tutto il tempo che serve, non solo per pareggiarla ma anche per eventualmente creare delle possibilità di vittoria. Qui di nuovo per fortuna un mancato controllo da parte dei nostri avversari, perché sennò avremmo sofferto incredibilmente sulla partenza. Gol
gol, grandissimo gol, il gol di Maurizio Melini. È stato anche molto bravo Enrico Serva a fare il velo, il pallone è portato dietro e Dominguez non ha capito da che parte provenisse il pallone e rientrano in partita. E vedo che con la squadra un pochino più competitiva la partita si riapre. Sì, come i cambi che abbiamo richiamato, che sono stati puntualmente eseguiti, ma non poteva essere da meno, forse un poco in ritardo. Si riparte immediatamente con un vantaggio e purtroppo però prendiamo il gol. Questo è un grandissimo giocato, una grandissima giocata da parte di Grisaffi, però non esiste, scusami Luca, non esiste prendere dopo il pareggio, dopo 10 secondi prendere il gol del 3 e andare ancora sotto, non esiste, veramente bisogna rimanere più concentrati. Queste cose qua le paghi in questa categoria, non siamo in Serie C o in D, siamo in Serie B e bisogna rimanere concentrati. Grande tiro di Simone Torre di sinistra a girare, il pallone esce. Sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordo con te, anche se dobbiamo rendere onore in questi casi agli avversari, perché l'azione che li ha portati al gol di nuovo del vantaggio è stata veramente esemplare. Poi abbiamo sicuramente contribuito anche noi col fatto che la mancanza di concentrazione ti porta a subire un gol che non dovevi prendere. Tra l'altro vedo un po' di difficoltà nel mantenersi in piedi e abbiamo fatto un fallo inutile, un altro fallo inutile. Allora intanto rivediamo quinto fallo già da parte del Blue Orange contro i 3 da parte di Firenze. Ricordiamoci che dal prossimo fallo del Blue Orange il Firenze potrà andare a calciare il tiro libero. Ha ricambiato la formazione Mister Basta, ha rimesso in campo Alessandro Basta e cercherà quindi la superiorità numerica con il possesso palla e giocherà col portiere fuori. Bisogna dire che, come dicevamo, in questa categoria non perdonano e purtroppo siamo sempre, mi sembra che la squadra faccia abbia più facilità a recuperare il la partita tante volte di quando invece sei in inferiorità, sei in vantaggio. Sei d'accordo? In vantaggio non riescono a tenere mai la partita e portarla a buon termine, riescono a recuperarla, poi una volta che recuperano gli altri ripassano sempre in vantaggio. Sì, guarda, riusciamo a essere concentrati e cattivi quello che serve, il tempo necessario per il pareggio. Poi al posto di sfruttare la velocità presa, l'onda emotiva e tutto quello che potrebbe portare a farne un altro, ci rilassiamo clamorosamente, improvvisamente, tutti insieme peraltro, e non riusciamo a eseguire gli altri passaggi. Dopodiché loro, più o meno fortunati, ma in questo caso molto bravi, fanno il gol. Deve essere più veloce Basta col pallone in questo momento a giocarla, dalla superiorità numerica, ma deve essere veloce. Attenzione, palla veramente al limite, bravo Simone Torre. Ecco la pressione alta da parte del Firenze, loro si chiudono, devono essere veloci, cercare lo spazio e andare al tiro. Simone Torre, Ausenda ancora la giocherà su Luca Bianco che riesce ad andare via l'uomo, buona la chiusura da parte del difensore, il rinvio da parte del portiere, ricomincia il possesso palla del Blue Orange, mancano 4 minuti effettivi, quindi tempo ce n'è per recuperare la partita. Attenzione ancora, Luca Bianco, Simone Torre, Maurizio Melini cerca di saltare l'uomo ma viene fermato, esce ancora Alessandro Basta, momento concentrato della partita. Ricordiamo, si gioca a Imperia, il vantaggio per 4-3 il Firenze cerca con la superiorità numerica del portiere di recuperare questa partita. Il Blue Orange, vediamo se troverà spazio, adesso la girerà su Alessandro Basta che dovrà essere veloce ma dovrà essere più attento a servire l'uomo. Se l'avesse servito andavamo in superiorità numerica. Ricomincia ancora Alessandro Basta, Simone Torre, Luca Bianco il capitano, vediamo trovare gli spazi. Ausenda cerca di andare via invece di recuperare, però c'era un calcio d'angolo, no, l'ultimo tocco è a favore del pallone del Firenze. Bisogna cercare di cambiare qualcosa, bisogna cercare di diventare pericolosi, bisogna cercare di arrivare al tiro. Sì, non siamo più riusciti ad arrivare al tiro e tra l'altro in questo momento rischiamo di subire dei contropiedi che potrebbero diventare veramente micidiali. Ecco il time out, l'hanno chiamato direi il Firenze, per cui neanche noi. Ma
Vabbè, sappiamo che lui la vede così, poi glielo chiederemo magari a fine partita nelle interviste. Time out a favore, questo minuto cercheranno di recuperare. Intanto ricordiamo di salutare gli amici di Liguria TG24 del canale 216 del digitale terrestre e gli amici del canale 113 del digitale terrestre di Gol TV e anche gli amici di Sport TV. Allora, mancano 3 minuti e 24 secondi effettivi, si è sotto ancora una partita che si poteva vincere, che si può vincere, che si può recuperare, e c'è veramente bisogno di muovere questa classifica, perché oggi perdere oggi veramente anche a livello emotivo sarebbe veramente grave. Sì, bisogna recuperarla, ci sono le possibilità, c'è ancora il tempo e ci sono anche le caratteristiche tecniche per farlo. Abbiamo visto una bella partita fino adesso, ma non abbiamo visto dei fenomeni dall'altra parte che non siano in grado di non farci più giocare la palla, quindi con la giusta concentrazione e un po' di cattiveria possiamo ancora dire la nostra. Incredibile peraltro sarebbe anche riuscire a portare a casa questa partita per il pubblico che ha affollato i nostri spalti. Rispetto alle altre volte c'è veramente un sacco di gente e questo è importante, e questo sarebbe ancora il motivo di più per vincere finalmente la partita che potrebbe, come dicevamo prima, cambiare tutta l'annata. Sì, anche molto bravo, però ha telefonato il tiro di Trama, bravissimo Simone Torre che prende il fallo, vediamo se poi gli daranno no, non glielo danno. Simone Torre riprende il pallone, cerca la superiorità numerica, ricomincia con Alessandro Basta. Simone Torre, ricordavamo che appunto anche Firenze è una neopromossa, quindi il livello bene o male è questo. Sicuramente la squadra, io sono convinto che questa partita la squadra lo scorso anno questa l'avrebbe vinta. È vero anche che ricordiamo che in panchina c'è Peo Serva, non lo rischia, probabilmente non è in condizioni atletiche e fisiche idonee per poter giocare. Attenzione, c'è il quarto fallo anche per il Firenze, quindi siamo a 5 falli per il Blue Orange e 4 per il Firenze. Vediamo se ricomincia con la superiorità numerica, si alza Alessandro Basta, eccolo che il pallone riesce a giocarla su Simone Torre, Luca Bianco, giro palla, attenzione, molto bella questa palla, non deve sbagliare queste palle Alessandro Basta, che il pallone per fortuna viene toccato in rimessa laterale, ma non deve sbagliare questi palloni. 2 minuti e 44 secondi alla fine, ricordiamo il tempo effettivo. Bearzi sul pallone, la pressione e il fallo evitabile di Maurizio Melini che porta la squadra del Firenze al tiro libero. Sì, fallo evitabile, peraltro volontario, peraltro ancora graziati dal fatto che avremmo potuto contare circa 2 ammonizioni sullo stesso giocatore, e in questo momento tutte e 2 le volte l'arbitro è riuscito a graziare lo stesso giocatore. Questi falli qua a 2 minuti dalla fine, a 5 falli già segnati, sono veramente un'ingenuità di cui non abbiamo bisogno. Sì, anche perché voglio dire non andava da nessuna parte, è un fallo proprio regalato, è un'opportunità regalata per Bearzi contro Basta. Attenzione, la conclusione è il gol che porta 5-3 la squadra del Firenze. L'ha piazzata bene, l'ha messa là e insomma poi il campione riesce, però questi falli sempre regalati. Maurizio è molto bravo, però ha la tendenza a commettere molti falli, anche questo in fase offensiva è pesante, perché poi un +2 adesso veramente diventa difficile da recuperare, veramente difficile. Sì, Claudio, il discorso dei falli, i giocatori sono più o meno fallosi a seconda, lo dici tu che eri considerato un killer come ti dico tutte le volte, ma in realtà non è il problema del fallo, è il problema di dove avviene questo fallo e della gravità delle conseguenze di questo fallo. Qui, se vogliamo mantenerci a livello di questo campionato, dobbiamo farle queste considerazioni. I nostri giocatori devono crescere in questi pensieri, non ci credo che non puoi decidere di non fare questo fallo. Sì, è vero che come attenzione ancora al taglio lasciato colpevolmente solo da Trama, che aveva mollato il giocatore, l'avversario. Hai ragione, perfettamente l'analisi giusta, bisogna stare concentrati, non commettere questi falli. Attenzione Maurizio, la palla ancora ha aspettato quel decimo di secondo in più a giocarla, peccato perché era un'altra opportunità. Manca poco, secondo te chi sono gli uomini partita che sia per il Blue Orange che per Firenze? Ma guarda, io questa volta a Luca
il titolo di uomo partita a Luca Bianco di sicuro per noi e al nostro portiere Rositano. Dal punto di vista loro, a me sono piaciuti tantissimo Pelegatti e De Lucia, entrambi molto attenti e entrambi molto tecnici. E comunque sto Bearzi, anche se non ha fatto grossa partita, i suoi gol li ha fatti. Sì, sicuramente lui è un campione, ma proprio perché è un campione ha fatto i suoi gol, ma io onestamente mi aspettavo qualcosina di più. Manca 1 minuto e 26 secondi alla fine e la partita è veramente complicata. Bisognerebbe fare un gol subito e cercare di riaprirla e poi fare un pressing clamoroso finale per cercare di recuperare. È 1 minuto e 26, ricordiamo che nel calcio 5 si può giocare anche per 5-6 minuti. Bisogna vedere come sarà il ritmo, quante volte il pallone uscirà fuori. Attenzione a Trama, si gira sull'esterno, da quella parte è veramente complicato toccare la porta. Si ricomincia, Luca Bianco salta l'uomo, secondo me c'è un contatto di mano non fischiato, molto buono, attenzione, questo è fallo, però non viene fischiato ed era un quinto fallo, sarebbe stato un quinto fallo per il Firenze. Vabbè, peccato. Ricominciamo, Simone Torre, Luca Bianco, il capitano, Maurizio Melini, vediamo ancora Alessandro Basta a cercare di dare pressione alla squadra. Cerca la penetrazione centrale ma viene fermato, però passa il pallone e la conclusione di sinistro viene ben parata da Dominguez, però possesso palla ancora dai ragazzi di Mister Basta. Maurizio Melini, Luca Bianco cerca lo spazio, si sposta il pallone sul destro, la conclusione ancora Dominguez, grande pressione finale da parte dei ragazzi. Sì, il forcing finale, come sempre quando si avvicina alla fine del tempo diventiamo più cattivi, quella cattiveria che forse non abbiamo utilizzato precedentemente e che nel momento del primo pareggio sul 3-3 diventa quasi obbligatoria. Tiraccio purtroppo non è anche facile, perché era un pallone che scendeva dall'alto da parte di Simone Torre. Mancano 30 secondi, ci vorrebbe un miracolo, ci vorrebbe veramente un miracolo. E adesso veramente diventa difficile. Contropiede da parte del Firenze che la mette in mezzo, Simone Torre riesce a recuperare, in questo momento c'è un po' di spazio, è stato un pochino lento Trama a far ripartire l'azione perché c'era la possibilità di avere la superiorità numerica e viene a perdersi ancora questo pallone. Mancano 11 secondi, veramente difficile. Adesso loro dovrebbero far possesso palla, cercano ancora lo spazio e vanno a chiudere la partita ancora con Bearzi per un 6-3 pesantissimo, forse anche al di là del meriti questo vantaggio di 3 gol, ma la squadra ha mollato. Un pessimo secondo tempo però. Guarda, pesantissimo per quanto abbiamo visto nel primo tempo e per quanto abbiamo visto fino al gol del pareggio del 3-3. Onestamente assolutamente giusto nel momento in cui ti fai fare il quarto gol per l'ennesima volta su una grandissima distrazione e mancanza di concentrazione, per cui a quel punto lì onore ai nostri avversari che invece hanno messo sul campo, questo è l'ultimo gol, un'esperienza diversa. E finisce la partita con un pesantissimo Blue Orange 3 Firenze Isolotto Calcio 5 6. È un peccato perché ci si credeva, è la seconda volta che si chiude il primo tempo in vantaggio e non si ha la capacità di portare a termine questa partita, vuoi per la bravura degli avversari, vuoi anche per la paura di vincere nostra e per una piccola limitazione mentale dal punto di vista in campo chiaramente del gioco che permette agli avversari di vincere. Terzo tempo, ringrazio Luca Barbagallo per il commento tecnico. Grazie Claudio, a tutti i telespettatori, buona serata, arrivederci alla prossima. Un saluto da Imperia, dal palazzetto San Camillo, dove abbiamo assistito alla quinta giornata del campionato. Purtroppo i ragazzi di Mister Basta rimangono a 0 punti. Ricordiamo il risultato finale: Blue Orange 3, Isolotto Firenze Calcio 5 6. Un abbraccio e arrivederci a presto. Allora Dimitri, complimenti per il nostro commento tecnico uomo partita, importantissima vittoria a Ospedaletti su uno scontro diretto che meritato, frutto di un grandissimo e importante secondo tempo. Sì, siamo contentissimi anche perché è stata una partita molto difficile, si era messa in maniera complicata per noi anche se avevamo avuto molte occasioni da gol. Per merito degli avversari che non hanno mollato mai, ci hanno messo in difficoltà con il portiere in movimento, comunque
finalmente una grande soddisfazione, una grande prova di gruppo, siamo felicissimi per questi 3 punti. Ora speriamo di giocare un pochino più tranquilli perché la prima vittoria è arrivata, ci si cerca di sciogliersi, anche perché siamo tutti giovani, la media è di 24,8, quindi io sono uno dei più giovani, 90, l'unico vecchio è Andrea Bearzi, che insomma non ha bisogno di presentazioni. Non sarà contento del vecchio, però diciamo che grandissima esperienza e qualità in campo. Gli obiettivi sono la salvezza, chiaramente, però adesso la classifica, come dicevi te, è un po' più tranquilla. Noi siamo un pochino più tranquilli, ora giochiamo tutto quello che viene di guadagnato, poi ancora non siamo salvi, anche perché questa è una squadra che non molla mai. C'è il Grosseto che l'anno scorso ha perso in semifinale playoff nazionali di Serie B, quindi sarà una lotta difficilissima. Noi questi 3 punti naturalmente ci lanciano verso un campionato un pochino più tranquillo ora, soprattutto perché ci siamo levati il peso della prima vittoria. Staremo a vedere, l'importante è far bene e crescere perché siamo tutti giovani. Allora Simone, questa squadra ha paura di vincere? Sì, evidentemente sì, non riusciamo, partiamo bene ma ci manca veramente qualcosa che possa darci questi punti che mancano. Era una partita all'altezza, si poteva giocare, si stava giocando, si era in vantaggio come col Castellamonte a fine primo tempo, poi un pessimo secondo tempo, tante disattenzioni difensive, è un peccato perché in Serie B non perdonano e questa squadra sta dimostrando di poterla giocare la Serie B perché comunque se le gioca tutte le partite fino alla fine. Sì, manca un po' di condizione fisica nel secondo tempo, caliamo nei primi minuti, poi rimaniamo in partita, l'adrenalina ci tiene un po' a galla ma dobbiamo fare qualcosa, lavorare per tenere il vantaggio e giocarcela fino alla fine, non mollare, perché qua ogni 2 secondi si possono prendere un gol, quindi non possiamo calare così di testa. Secondo te è una questione fisica o una questione mentale? Più una questione mentale, perché non siamo mai stati abituati a vincere, quindi ci manca questa cosa, secondo me è più una questione di testa. Eh sì, perché la partita si rigiocava, si era in pieno possesso, anzi si stava giocando anche molto bene in fase difensiva, non si dava nessuno spazio, poi di colpo nel secondo tempo purtroppo è cambiato tutto, tanta confusione da una parte e dall'altra, però alla fine chi esce con 0 punti siamo purtroppo sempre noi. Sì, purtroppo disattenzioni qua si pagano, è care, quindi bisogna assolutamente metterci lì, lavorare, allenamento. E i punti poi arriveranno, si spera. Complimenti per la tua crescita perché rispetto a un inizio di stagione un pochino in difficoltà stai dimostrando di essere comunque uno dei giocatori base di questa formazione. Sì, grazie, però penso che comunque tutta la squadra stia facendo bene, meritiamo tutti questa Serie B e fino all'ultimo ci proveremo visto che forse sarà l'ultimo anno per tutti.